Un saluto a tutti gli appassionati di calcio giovanile. Si è svolta la 7ª giornata del campionato allievi regionali Elite Under 17. A Poiano si sono incontrati la Virtus e il Malo. Vediamo il servizio. Al campo sportivo di Poiano si incontrano la Virtus ed il Malo. Saluto con distanziamento e calcio d'inizio per il Malo. All'ottavo Saccomani prova a ripetersi come nella gara precedente su punizione dal limite. Tecchio devia e la difesa spazza. Ancora Saccomani al 12° e Tecchio risponde. 13°, angolo di Pasquariello. Saccomani tocca ed Antolini ci prova di destro, ma la sfera termina fuori. 17°, angolo per il Malo. Boarini si stacca ed infila Zamboni. 1-0. 27°, Boarini al centro per Cazzola che conclude di poco alto sulla traversa. Brunelli si libera del difensore e fa partire un tiro cross che attraversa tutta l'area. Al 33°, bel gol di Boarini che colpisce di prima intenzione sul tocco di Cazzola. 37°, calcio di punizione della tre quarti di Pasquariello. Conti stacca di testa ma il tiro è centrale e Tecchio blocca. 2 minuti dopo Cazzola batte l'angolo per Zaccaria, Zamboni blocca. 46°, Matic crossa in area. Rimpallo tra due difensori e Campesato colpisce male la sfera che termina tra le braccia di Tecchio. Il secondo tempo riprende con la battuta della Virtus che nell'intervallo procede a 4 sostituzioni. Brunelli dal fondo mette a centro area ed Olivieri calcia di destra e segna. Al 7° scambio Peruzzi-Olivieri-Peruzzi, che entrato in area prova la conclusione che si spegne tra le braccia di Tecchio. 1 minuto dopo Olivieri di testa lancia Brunelli, che entrato in area vince il contrasto con Tecchio, ma la sua conclusione di sinistro si stampa sul palo. All'11° si rivede il Malo con Mazzuccato, ma Zamboni è pronto di riflessi e para in 2 tempi. Al 14° Cazzola ruba palla e serve in area Mazzuccato, Zamboni in uscita devia e Doro respinge. Al 18° Pasquariello batte un calcio di punizione dalla tre quarti sul secondo palo. Saccomani insacca di testa, ma l'arbitro, in linea con l'azione, annulla per fuorigioco. Al 18° ammonito Brazzale del Malo. Al 23° su punizione il Malo si riporta avanti di 2 lunghezze. Mazzuccato batte un calcio di punizione preciso all'incrocio dei pali. 25° ancora Pasquariello dalla tre quarti calcia una punizione in area. Conti tira e la palla viene deviata in angolo. Successivo angolo di Pasquariello e Peruzzi manda al lato di testa. 32° cross di Pierdomenico e Bisognin anticipa Tecchio di testa. Olivieri rincorre la palla, resiste ad un fallo ripetuto e dopo una finta conclude fuori con deviazione in angolo. Al 35° ammonito Doro. 38°, Saccomani calcia dalla tre quarti e Fantini di testa supera Tecchio in uscita. 42° tiro cross di Brunelli che attraversa tutto lo specchio della porta. Fantini dal fondo mette al centro per Olivieri che tira, Tecchio blocca a terra. 47° clamorosa occasione per la Virtus di pareggiare. Amaini tira, Tecchio respinge, ma recupera in tuffo sul tiro ravvicinato di Capitanio. Subito dopo lo stesso Capitanio viene ammonito. La gara termina qui. Il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto, ma il Malo è stato più cinico ed ha vinto la gara. Risultato finale: Virtus 2, Malo 3. Mayday, mayday, up and shoot, mayday.